Ciao a tutti, oggi facciamo qualche cosa di omnicomprensivo per quanto riguarda la scoperta linguistica che ho fatto attraverso un metodo matematico, per cui qualcosa di differente dal solito. Il lavoro che presenterò oggi è abbastanza corposo, per cui è necessario, per chi non ha molto tempo, fermare il video e poi riprenderlo in un secondo momento, oppure farsi tutta una tirata per capire tutti quanti gli estremi di quello che andrò a spiegare. Iniziamo subito da che cosa è l'etimologia e come funziona l'attuale etimologia. Prima di tutto noi dobbiamo chiarire che l'etimologia si basa sulla storia e la storia definisce il momento in cui la popolazione compara la scrittura. Per cui questo è il primo elemento che noi dobbiamo tenere in considerazione. Tutte le valutazioni etimologiche vengono fatte con molti dati sulle lingue scritte e confrontate con i rarissimi dati di quelle scomparse e non scritte, che in realtà sono scritte anche queste, solo che sono state scritte da altre popolazioni. Inoltre, le parole delle lingue non scritte sono un riporto fatto da scriba, non di madrelingua. Questa cosa è una cosa estremamente importante che vedremo che crea non pochi problemi dal punto di vista dell'analisi etimologica. Normalmente ci sono due comparti che riguardano come si faceva prima il lavoro della glottologia, che è la scienza del linguaggio e delle lingue, ed è un termine sostituito quasi ovunque oggi da linguistica, e crea lo studio in definitiva della parola nel suo più ampio senso di respiro, dove c'è un'analisi sia storica sia di come viene emessa dal nostro apparato fonatorio e contemporaneamente è quella materia che tira le linee su qual è la storia di una determinata lingua. Il metodo del ping invece, che è quello che mi riguarda, è un approccio con la linguistica che parte da un'analisi matematica dei singoli afonemi che appaiono derivati da una comunicazione totalmente gestuale. Questa è una cosa che vi spiegherò man mano e cercheremo di capire. Nella ricostruzione del significato originale delle parole si scopre che si tratta di frasi descrittive prive di nomi che diverranno lo step successivo, cioè il nome diventerà quell'elemento che comparirà in un secondo tempo nella storia della comunicazione umana. A mezzo della glottologia si perfeziona la ricostruzione del lemma associandolo ad un gesto primordiale che ricostruisce la storia delle parole fino all'origine, questo associando un sistema multidisciplinare che ingloba la genetica e i flussi delle popolazioni con le relative tradizioni orali. Cosa significa questo? Significa che il metodo che ho creato non sostituisce, anzi non tocca la glottologia, perché è un comparto che ha delle radici sue che sono ben strutturate, ma va ad integrarlo andando a risolvere tutta una serie di problemi che erano di carattere deduttivo prima, per cui quando non si vedono che ci sono dei termini affini si dice deriva da là. Ma hai la certezza che derivi da là? Fa parte della stessa storia? Fa parte dello stesso filone storico? Lo sai solamente se conosci le parole che ci stanno dietro. Tra i problemi che sono emersi nello studio delle parole ci sono tutta una serie di somiglianze non chiare. Ad esempio, vediamo che la parola focus abbiamo una inversione di 3 lettere dove la O arriva al terzo posto dal secondo, la C della C arriva al quarto posto dal terzo, la U va al secondo posto dal quarto. In questa situazione ci rendiamo conto che c'è uno scombinamento totale delle lettere all'interno che fino ad ora non è stato ben chiarito. Mentre con la tecnica che io sto per spiegarvi verrà chiarito in maniera abbastanza chiara. Parole che hanno mutazioni tipo venco, vinco,
oppure la etus e lieto. Sentite che ci sono delle differenze sostanziali fra queste due parole. La vidua, la vedova, la V vocale, V consonante nello scritto saranno sono tutte quanti particolari che possiamo andare a capire solamente se conosciamo da che lingue vengono fuori. Qui si dà una definizione che sono derivati dalla lingua latina, ma in realtà scopriremo che c'è dell'altro sotto, c'è dell'altro ed è abbastanza anche importante e ben chiaribile. Abbiamo sempre fra le somiglianze non chiari le G che diventano K, le P che diventano B, che diventano V, le T che diventano D, e sono tutti fenomeni non sistematici, per cui non sono fenomeni che si ripresentano in maniera continuativa nel tempo. Ma non è questo quello che è il cuore della situazione, che lo vedremo man mano che andiamo avanti con questa presentazione. Il latino è una lingua con molti quesiti. Qui entriamo a piede teso con l'enciclopedia Treccani, perché è più facile per voi andare a verificare questo testo senza andarvi a comprare i libri di De Mauro, e potete trovare che questo documento ci porta a una situazione abbastanza curiosa. Abbiamo 250.000 lemmi nell'italiano, dove vengono scritti nel Gradit, e questa percentuale, questi 250.000 lemmi hanno un 14% di latino nel totale. Un dato che sembrerebbe non elevato tutto sommato, però scopriremo dopo che ci sono delle curiosità, perché di questo dato è praticamente tutto vocabolario latino, ce l'hanno sbattuto dentro forza. E comprendiamo anche che la componente latina arcaica, quella vecchia, è data da solamente 4.574 parole, che è il 14% a sua volta del latino complessivo, per cui delle 35.000 parole che compongono il latino. Non solo, abbiamo un 52% del vocabolario intero italiano che comporta latinismi. Ma andiamo a vederlo dal punto di vista grafico cosa succede, e vediamo anche dal punto di vista di che cosa è accaduto. È accaduto che le parole vere del latino, quelle arcaiche, a un certo punto hanno iniziato ad essere a veder sommata sulla lingua delle parole che arrivavano da avi colonizzati romani, che erano di varie tribù in giro per l'impero romano, e in grandissima quantità erano di tribù celtiche. Ma non solo, anche gli schiavi che venivano istruiti dai romani e venivano resi dotti, per cui lo schiavo imparava a leggere, imparava a scrivere, poi diventava un lettore, diventava un architetto, diventava uno scrittore, diventava un contabile, diventava una persona erudita che comunque faceva il servizio al suo datore di lavoro. Iniziano a trascrivere nel latino tutta quanta una serie di termini che arrivano dalla loro conoscenza linguistica e latinizzano. E a un certo punto questa situazione si ribalta nel Rinascimento, dove l'assorbimento linguistico dell'impero torna come in veste latina, per cui non sono più di popolazione celtica, non sono più greci, non sono più sunniti, non sono più altre popolazioni, tornano in maniera prepotente nel volgare, con un atteggiamento latino che poi in realtà non è latino, ma si tratta di lingue assorbite dall'impero. E queste vengono vendute nel credo comune come di derivazione latina. Ma questo è il grafico che fa capo poi a tutto. Vediamo che c'è il latino arcaico, che è veramente una fettina molto risicata del nostro vocabolario,
che a un certo punto inizia ad ibridarsi in maniera importante con latino classico e volgare e inizia a distribuire questa, diciamo, parte ibrida che torna nel territorio italiano e torna dove si parlavano altre lingue a dare l'impressione di diluirsi all'interno del vocabolario italiano. Il vocabolario italiano tocca 250.000 parole, però la realtà, l'elemento vero è che una lingua normalmente ha bisogno di 6.000 parole per un locutore normale e sono quelle che normalmente vengono parlate dalle persone. Quando si inizia ad toccare delle punte estreme dove ci sono delle persone veramente dotte, si toccano i 45.000 termini e questi sono dati che comunque riporta sempre diciamo, la Treccani. E in questi dati ci rendiamo conto che siamo molto distanti dai 250.000 termini e ci rendiamo conto che tutto quanto il vocabolario latino, classico, arcaico e volgare è stato, secondo quello che è stato riportato sia dalla Treccani che da De Mauro, riportato in toto all'interno del vocabolario italiano, però la gente non lo conosce. Ci sono dei termini che sono latini, veri, arcaici, che sono questi qua, e poi ci sono tutta una serie di termini che sono nient'altro che una pallina da tennis tirata contro il muro che torna indietro. E di conseguenza quello che accade è che c'è una visione della lingua italiana che diventa latina che è totalmente corrotta da questo tipo di ragionamento, perché un dialetto non è, o una lingua minoritaria non scritta non è in grado di riportare dei termini che poi permarranno nel tempo stranieri, mentre una lingua latina, quando importa e scrive diciamo un termine straniero, per cui una lingua scritta, quando scrive e mette in chiaro un termine straniero, questo lo fa diventare patrimonio di quella cultura e di conseguenza quello che accade è che c'è una permanenza di un termine che in realtà non è per forza di cose latino. Può essere derivato dal latino, ma non nella sua totalità. Anzi, diciamo che la parte più corposa è proprio un inquinamento e lo possiamo vedere tranquillamente dal grafico. Quello che è accaduto con diciamo, questo genere di lavoro che ho fatto è che il lavoro è iniziato circa 15 anni fa facendo uno studio sul cavallo norico, che è quello che vedete qui nella fotografia. E lo studio riguardava la genetica, per cui neanche la linguistica, e ci troviamo in una situazione che è distante da quello che è diciamo, il contesto che poi ho iniziato a studiare. Però mi è interessato moltissimo questo lavoro, dove è stato vinto un bando Interreg dove c'erano presenti l'Università di Udine, l'Università di Salisburgo e la Sovrintendenza dei Beni Culturali. Le due università si occupavano di genetica e di veterinaria, per cui c'erano delle competenze, c'erano degli specialisti che proprio si occupavano del cavallo norico in maniera particolare, di cui uno anche aveva lavorato con Lipizzano, e abbiamo tirato fuori tutte le ossa che avevamo a disposizione dai musei grazie alla sovrintendenza e sono usciti fuori 12-14 capi. Di questi 12-14 capi, che arrivavano fino al 400 a.C., l'analisi rispetto al vivo con la genetica del ritrovato fossile, non fossile, del ritrovato dell'archeozoologia, ci dava una coerenza al 100% di questo animale, per cui la discendenza era pulita, anche perché è un animale che viene selezionato, non ha ingressioni di altri cavalli, ci sono state ingressioni solamente nel 1500, ma sono state tolte rapidamente dai contadini dalle stazioni di monta, perché creavano dei problemi caratteriali dal punto di vista della gestione poi del cavallo, per cui l'inquinamento è stato estremamente basso. Cosa ha significato per me questo? Per me questo ha significato un qualche cosa di estremamente interessante, perché nel 1931 noi avevamo 50.000 cavalli in regione ed è un dato che più o meno c'è sempre stato. Però per diciamo
motivi di carattere tutelativo, cautelativo, ho immaginato che avessimo avuto 5.000 puledri nati ogni anno medi. Per cui per 2500 anni ogni anno nascono 5.000 puledri medi. Tenete conto che è una cosa che è abbastanza normale, perché di solito i maschi vengono destinati ad essere castroni, pochi maschi diventano stalloni e le fattrici sono quelle che per la maggior parte poi figliano e producono questi animali, e figliano anche per produrre muli. Di questi, se noi facciamo un calcolo su 2500 anni di figliate, abbiamo 12.500.000 capi nati e morti nel nostro territorio, dei quali solamente 12-14 capi, pezzettini, neanche interi, sono stati recuperabili per fare questo genere di analisi. Questo significa che se da un lato avevamo la genetica che aveva bisogno di tanti dati per migliorare, diciamo, la qualità del risultato, dall'altro avevamo la zooarcheologia che ci diceva che con pochi dati e questo tipo di certezza, avendo già 12-14 capi su 12 milioni e mezzo di animali che risultano tutti coerenti, è un po' come giocare una schedina alla lotto e vincerla. E questo ci fa capire che nel nostro territorio questo genere di animale è rimasto in maniera costante senza aver subito, diciamo, quelli che sono i normali cambiamenti di animali nel territorio dovuti proprio alle, diciamo, al passaggio di tante popolazioni che portano la propria cultura in seno. E andando a fare questo genere di discorso anche sulla genetica umana, ci accorgiamo che un 50% della popolazione ha lineaggio celtico, quella odierna, un 30% germanico e solamente un 8-10% di lineaggio greco, anatolico e romano, che andrebbero divisi, per cui ci troviamo una quantità genetica nel nostro praticamente patrimonio di viventi in questa zona che è molto bassa per quanto riguarda le quote greco-anatolico-romane. Questo non significa che siamo celti puri, germanici puri, questo non ha nessun tipo di attinenza, si tratta di elementi che ci danno, diciamo, delle informazioni. Nelle zone di lingua ladina e nelle zone di lingua romancia, che sono praticamente lingue sorelle al friulano, abbiamo un 70% e un 80% di lineaggio celtico, cioè ci stanno dicendo che la buona parte della popolazione che stava in Friuli aveva questa caratteristica. Ora, andando a guardare cosa è successo dal punto di vista territoriale, ci rendiamo conto che in una cartina come questa, dove mancano un sacco di toponimi che non sono riuscito a segnare, a definire perché lo studio non è ancora finito, che sono di matrice celtica, per cui sono parole che derivano dalle popolazioni celtiche, e ci rendiamo conto che a macchia d'olio questi sono presenti tutto quanto a Friuli, a differenza ad esempio della diciamo famosissima Aquileia che sta qua in basso. Vediamo se riesco a spostare la scena dall'altra parte, che di per sé era meno di 1 chilometro quadro, per cui era estremamente piccola, e se noi teniamo conto che una Genova ha più o meno 5.000 persone per chilometro quadro, come l'aveva l'antica Roma, che Trieste ne fa 1.085 per chilometro quadro, e Napoli in una condizione di condomini, situazione diciamo particolarmente agevolante, arriva a 11.841, ci troviamo in una densità di popolazione estremamente bassa per quanto riguarda i romani. E dal punto di vista territoriale era veramente un puntino nel niente, perché siamo quasi a 8.000 km² di superficie regionale, con i Carni che comunque andavano verso ovest, andando a toccare quelle che sono le popolazioni ladine che stanno diciamo nel territorio veneto,
in questa situazione ci troviamo veramente una punta di spillo di romani che gestiva un territorio molto grande, e questo grazie al fatto che, togliendo tutto quanto il comparto militare ai Celti, questi erano facilmente gestibili da pochi militari romani. E diciamo il vantaggio che avevano i romani era che comunque c'era un tornaconto fra Celti e Romani. Va detta una cosa estremamente importante: i Romani si trovavano intorno ai Carni, che riempivano praticamente tutta quanta la regione, e i Veneti, che riempivano la zona costiera sotto questa linea nera, tanto per capirci, dove c'era la via Annia, che era la zona costiera che aveva a che fare con quei tempi, perché tutta quanta questa zona che vedete sotto la linea nera è zona bonificata. E contemporaneamente avevamo Istri, che si sono celtizzati nel 400 a.C., Pannoni, che hanno migrato poi dal 200 a.C. fino al 1000 d.C. dentro il Friuli, per cui parla di parlata celtica, Taurisci e Boi, che hanno fatto lo stesso dall'800 a.C. al 600 d.C., entrando dentro il Friuli Venezia Giulia. Per cui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tribù celtiche e una tribù di popolazione celtizzata, perché anche questi che parlavano in venetico poi si mescoleranno tantissimo con le popolazioni celtiche, al punto di creare quello che è il Veneto attuale. Andiamo avanti e cerchiamo di capire cosa è successo. Intanto, prima di tutto, verso ovest avevamo una situazione che diciamo qui nella cartina possiamo vedere abbastanza in maniera chiara, dove tutta quanta questa zona celeste che vedete qua era una zona di paludi difficilmente valicabili, tant'è che ancora oggi c'è ancora oggi una moda nel quale si dice di là da Agis, al di là delle acque. Questa zona era molto larga verso il Veneto, e vediamo proprio che c'è un calo drastico delle strade dal Veneto verso il Friuli, proprio perché questa è una zona che sarà bonificata poi. Poi c'era una chiusura montana, e qui era difficile entrare all'interno del Friuli, e poi c'era diciamo una chiusura dal punto di vista del mare. Questo isolamento ha fatto sì che la lingua fosse transalpina diciamo, di grammatica, diciamo, di parole, eccetera, eccetera, e diversa da quelle che sono le lingue derivate dal celtico cisalpino, per cui dal Veneto, dal Lombardo, dal Piemontese e via dicendo. Cosa è accaduto? Che le popolazioni germaniche, per via di un cambiamento climatico, hanno iniziato a scendere, hanno diviso tutte quante queste parlate, che erano, diciamo, una di lingua affine, perché erano le stesse che avevano a che fare con Hallstatt e l'Atene, per cui questo slittamento le ha fatte portare qui. Non solo loro, ma anche le popolazioni slave hanno fatto lo stesso, premendo sui pannoni che sono entrati in Friuli Venezia Giulia fino all'anno 1000, che venivano considerati slavi anche questi. E andando avanti nella cartina possiamo vedere quello che è, diciamo, dal punto di vista storico, il dimensionamento della popolazione celtica, con degli errori che secondo me andrebbero visti, perché ad esempio abbiamo delle popolazioni che arrivavano fino giù d'Ancona, che erano popolazioni celtiche. In questa zona avevamo delle popolazioni di parlata celtica dove ci sono le stelle e non c'è praticamente il confine. Tant'è che se noi andiamo a prendere ad esempio il catalano e il friulano, sono due lingue che sono molto affini per molti termini. I termini che possiamo riscontrare qua dove ci sono le stelle sono dei più disparati. Ad esempio abbiamo parole come opa, che diciamo in friulano e viene detto anche in Bulgaria. Abbiamo serdica, che è un termine di un toponimo che fa parte della città di Sofia, che lo riconosciamo anche in Friuli, serdica, noi diciamo miser per dire suocero. Abbiamo termini come Ort nel tedesco, che si sono praticamente assorbiti
dal celtico, che troviamo anche in Catalogna, troviamo in Friuli, troviamo come orto in italiano, troviamo parole come che ne so, fione nel nord Europa, troviamo termini come surie o suri in Francia, oppure artichoke in Francia e in Inghilterra. In Gran Bretagna abbiamo parole come rana, crot e grot in gaelico scozzese, e molti termini che fanno parte delle lingue spagnole, che hanno a che fare proprio con terminologie che hanno a che fare col friulano. Questo generalmente viene legato tutto quanto al latino, ma vedremo che proprio latino non è. Abbiamo delle zone come la Carnia e la Carnonacae, che guardate si trova proprio a nord della Scozia, e questa strana coincidenza fa capire che ci sono diciamo delle matrici che hanno a che fare più con la realtà celtica che non con quella latina, in maniera estremamente importante. Poi entreremo nel dettaglio e ci accorgeremo di tutta una serie di errori che sono stati fatti dal punto di vista storico. In Friuli abbiamo degli esempi, ma non solo in Friuli, ce l'abbiamo in tutta quanta Italia, di lingue che sono rimaste lì in zona per oltre un millennio, per non dire anche 2 millenni. Abbiamo Marano Lagunare, che fa parte di quel diciamo, elemento di popolazione venetica che stava sulle coste, che hanno trovato i romani quando sono arrivati in Friuli. La Varresia, che è dal VI secolo d.C., nella quale parlano un proto-slavo, che potremmo differire anche proto-russo, e sono rimasti isolati e all'interno della comunità friulana, per cui il Friuli, la gente che parla in friulano sta tutta intorno alla Varresia, come accade anche per quanto riguarda il paese di Marano Lagunare. Questo mostra che per millenni, sebbene fossero circondati da gente che parlava un'altra lingua, hanno continuato a mantenere la loro lingua in maniera diciamo inviolata. Questo significa che le lingue permangono per molto tempo, non cambiano con tanta facilità come si è cercato di dare a pensare, e poi vedremo non sono neanche di derivazione latina come si voleva far credere, proprio per i dati che abbiamo visto prima, ma anche per le scoperte che mostreremo fra poco. In queste condizioni abbiamo dei paesi che parlano in greco, giù in Sicilia, ce l'abbiamo in Calabria, ce l'abbiamo in Puglia. Abbiamo delle parti di popolazioni che a Roma parlano ancora in ebraico, per cui ce li portiamo dietro da 2000 anni, sono lì, non hanno cambiato posto, la loro cultura è talmente radicata che ci dimostra che le lingue permangono in maniera costante all'interno dei territori, e questo vale per tutte le 32 le lingue diciamo nazionali. Il toscano, quello che diventerà italiano, era uno delle tante lingue, tra virgolette, dialetti, che poi a un certo punto è stato scelto per diventare la lingua italiana, con tutti quanti gli errori di framerito, per cui non è la lingua perfetta. Da quando parliamo in friulano in Friuli? Nel 90 a.C. la città passa da colonia a municipio con piena cittadinanza e diritto romano, e anche il riconoscimento dell'autonomia locale con proprie leggi e la salvaguardia della lingua e cultura. Questa è una cosa estremamente importante, perché ci fa capire che a un certo punto siamo dal 181 al 90, per cui siamo a 91 anni, 9-18, sì, 91 anni praticamente di tempo, che la lingua che si parlava ad Aquileia è tornata, diciamo, ad essere la lingua parlata dai locali. E con un territorio così vasto, con popolazioni che in gran numero facevano affari con Aquileia, la lingua e la religione
hanno preso praticamente il sopravvento, tant'è che si parlava in celtico e si veneravano sicuramente Beleno e altre divinità che erano celtiche come Epona. In queste condizioni, con una città così piccola, con diciamo, questo assorbimento dai romani, che a un certo punto eri celta ma cambi il nome alla tua tribù e diventa tribù della velina, però le persone sono sempre quelle, in realtà hai semplicemente fatto un trucco che oggi la politica utilizza con grande disinvoltura, cambiando il nome ai partiti come succede in Italia, per poi mantenere sempre le stesse persone. Dunque, popolazione celtica e popolazione venetica per maggior parte e poi integrazione di popolazione germanica, diciamo dal punto di vista gestionale, diluita nel tempo. Questa è una cosa estremamente importante, perché quando si diluisce nel tempo un afflusso di una popolazione che parla un'altra lingua, questa tende a perdere la lingua perché il numero dei locutori in loco è molto più alto e di conseguenza non accade la fusione. La fusione accade quando ci sono città dove due parlate si fondono e gli scambi sono talmente alti che a un certo punto le parole si mescolano, come accade nelle zone di confine col Friuli verso il Veneto, piuttosto col Friuli verso la Slovenia, piuttosto con la Friuli verso diciamo il nord, verso le popolazioni tedesche. Andiamo avanti e vediamo cosa è successo fino al 78 a.C., per cui noi avevamo già iniziato a parlare la nostra lingua. Si parlava in latino arcaico, per cui il latino classico in questa zona non compare. Inizieranno a comparire altre popolazioni, che sono quelle germaniche, che domineranno il territorio per molto tempo, e qui si ripresenta solamente dopo l'anno 1000, dopo l'anno 1000-1300. E si ripresenta in maniera molto blanda, perché si ripresenta vestito da latino volgare, latino che ormai era quel latino misto che dicevo prima fra celta e latino, e di conseguenza molte similitudini iniziavano praticamente a dar l'idea che anche la lingua friulana fosse una lingua di derivazione latina, ma fra poco vedremo che non è così. Nelle etimologie che ragionavano con questo tipo di metodo hanno fatto degli errori abbastanza grossolani. Ad esempio il pes latino, che inizia col PE, poteva tranquillamente dare l'idea di essere il creatore del peda lituaneo, ma in Lettonia l'impero romano non ci è arrivato. Abbiamo il peo catalano, che poteva dare questo tipo di idea, che ci sono stati i latini in mezzo. Abbiamo delle diciamo, diversità come il PIT friulano, che è un PI, il PIE creolo haitiano, il piede italiano, il pede dove cavolo è il PIE spagnolo, il piccior rumeno, che sono tutti quanti termini che iniziano con PI, ma fanno parte tutti quanti del territorio celtico, e uno si domanda cosa c'entra, come mai hanno assorbito le parole in questa maniera. Ma un perché c'è ed è legato al tipo di lingua che avevano queste popolazioni. Queste sono tutte quante lingue indoeuropee, vedete che la P rimane in maniera continuativa, questo suono si ripercuote, diciamo, ripete all'interno di tutte quante queste parole, però quelle in giallo ad esempio sono extra indoeuropee, eppure anche loro ripetono questo genere di suono. E tranne questo viola, che è l'esperanto, che è una lingua diciamo costruita a tavolino, per cui non è una lingua reale, è una lingua artificiale. Andiamo avanti, vediamo se ci andiamo. E qui arrivano le prime chiavi di lettura. Questo è estremamente importante, perché Diodoro Siculo è forse stato l'unico che ci ha scritto in maniera chiara come parlavano i Galli, e lo dice in maniera pulita. Nella conversazione per cui stanno parlando, la parola dei Galli è breve,
corta, enigmatica, cioè crea anche praticamente enigmi, cioè devi capirla tu, e procede per allusioni, allude, devi capire tu, ti fa capire più o meno dove si va a parare, o sottintesi, cioè lo devi sapere già. Spesso iperbolici quando si tratta di esaltare se stessi o sminuire gli altri. Devono fare un giro pindarico per riuscire a darti praticamente di bassa qualità o per darsi loro di alta qualità. Hanno un tono minaccioso, altezzoso, tragico e nonostante ciò lo spirito penetrante non privo di attitudine per le scienze. Notate che sono un po' dei commedianti, e poi l'italiano è, diciamo, una caratteristica, che è quello che gesticola molto, che fa molta scena, che è molto estroverso e tocca le persone e via dicendo. Questo è un elemento estremamente importante, perché una persona che nasce dal 90, vissuto dal 90 a.C. fino al 27 a.C., che parla un latino che era ancora classico, appena classico, ma diciamo arcaico, per cui è una persona che si è formata nell'arcaico ed è entrato nel classico, che ha una parlata con una lunghezza delle parole di 5 lettere per parola, si accorge che questi hanno una parlata con parole più corte. Io ho fatto un test: se non si scende sotto le 3 lettere uno non se ne accorge nel discorso, per cui 1, 2, 3 lettere era questo il tipo di parlata che aveva questa gente, che cozza in maniera chiara con i reperti che abbiamo sulle parole celtiche. Però ci accorgeremo poi che in realtà ci sono state tutta una serie di scelte fatte dai latini e dai romani che hanno fatto sì che queste parole creassero un errore di valutazione. Andiamo avanti e cerchiamo di capire come sarebbe stata una lingua corta. Qui siamo con le lingue Khoisan e siamo scesi giù in Sudafrica, per cui stiamo parlando di tribù come quella dei Bushimani, e questa gente parla realmente ancora oggi una lingua corta e ci può far capire come potrebbe essere una lingua molto corta nelle parole. Proviamo a ascoltarla. Come avete potuto ascoltare, a differenza di quello che si sente nel rito etimologico nazionale, sia le vocali che le consonanti riescono a essere prodotte in maniera singola, per cui dire n per loro è normale. Non solo, la parola è molto corta, vedete che praticamente sembra... io prendevo in giro un mio amico che è sardo e gli dicevo: voi sardi parlate a gettoni, perché loro parlano così, scandiscono tutto. Questo era, è un refuso di quel genere di lingua, che è molto corta e di conseguenza lascia questo meccanismo all'interno delle parole parlate dalle persone. Se andiamo a prendere sempre le stesse persone e cerchiamo di fargli dire una parola in afrikaans lunga, a un certo punto queste persone si comportano in questa maniera. Bado tunaendelea, tunataka kujua majina ya hawa. Ngoja kwanza. Okay, ndio jina lako? Oh yeah. Dudu kwe. Nani? Dudu kwe. Io. Allora, quello che è accaduto è che vedete che non riescono a parlare, non riescono a dire frasi lunghe, e i greci, rispetto ai celti, dicevano proprio questo,
che questi erano balbuzienti, per cui il termine che utilizzavano era barbaros o barbaros, che significa appunto balbuziente, ed è la chiave di lettura perfetta per capire che un Diodoro Siculo ti dice che hanno parole corte, lo ha capito, gli è chiaro, e contemporaneamente il greco dice sono balbuzienti, balbettano, per cui non riescono a dire le parole per intero, devono per forza di cose spezzarle. Questa cosa è un elemento estremamente importante che ci permette di capire che è una lingua che si basa sicuramente sul gesto, e come in Namibia sempre le tribù dei Boshimani ci fanno vedere i gesti. Guardate cosa fa, tira con l'arco, corre, a un certo punto sposta la lancia da una mano all'altra e ci dice quanto è grande l'olea. Questo è estremamente importante perché ci fa vedere che ha la necessità di dare una dimensione fisicamente con le mani, e quando si ha una lingua così corta questo fa parte integrante della comunicazione. Se notate dice mi, che è una parola che è internazionale, come la parola mamma, che troviamo un po' dappertutto. Lo troviamo in svedese, in cinese semplificato e tradizionale, russo, maori, zulu, ucraino, ungherese, swahili, sloveno, serbo, kazako, tedesco, friulano. La troviamo dappertutto sta parola mamma. Ma diciamo, l'elemento che a noi interessa è la matrice ma, perché è la prima che risulta importante, che unisce tutte quante queste. E poi capiremo perché. Se andiamo avanti in questo ragionamento, iniziamo a vedere che cosa ho fatto in prima battuta per quanto riguarda la linguistica, e poi dove sono andato a parare. Allora, prima di tutto io ho fatto qualcosa di abbastanza diciamo artigianale perché mi permetteva di andare a fare una lettura immediata di quello che era l'etimologia studiata nei vari diciamo atenei e non solo, e contemporaneamente andare a fare una verifica di quello che dicevano. E ho creato una colonna con tutte quante le parole friulane, che la vedete qua, e ho tolto quelle latine palesi perché erano latino arcaico, le ho spostate diciamo nella lingua latina, e ho diciamo iniziato a scrivere a fianco se trovavo delle corrispondenze con altre lingue, ad esempio con l'italiano, col latino, con il valtellinese, il celtico transalpino, il celtico cisalpino, il bretone, il caledone, l'irlandese, il galiziano, il cornico, il longobardo, il veneto, l'ebraico, il greco, il sanscrito, lo spagnolo, insomma 24 lingue, 560.000 parole analizzate. Però la cosa che era curiosa in questi 13 anni che ho fatto questo lavoro, dove aprivo praticamente le mie finestre con i vari dizionari dentro a internet, andavo a controllare diciamo una parola dietro l'altra e ad ascoltarla, perché anche il suono è fondamentale, non sicuramente come viene scritto, perché questo crea un sacco di problemi. Quello che ne è uscito è che ci sono un sacco di lacune, cioè i buchi dentro questo Excel sono molto più delle risposte, ed è una cosa che non è funzionale a un'analisi analitica di quello che è diciamo un percorso linguistico. Io per 13 anni ho fatto questo. Nell'ultima colonna avevo proprio le etimologie, non una ma tante, per cui le teorie fatte dai vari studiosi che stavano all'interno, e anche quelli che sparavano veramente dei colpi di fantasia.
Per cui ho cercato di farmi un'idea, ma non ho dato giudizi, per cui per 13 anni io mi sono limitato semplicemente a raccogliere dati. E contemporaneamente, mosso dal fatto che il latino era, cioè che il celtico era una lingua molto corta, ho provato a iniziare a dividere delle parole quando mi sono trovato a redigere un'opera drammaturgica per il premio Candoni qua a Udine. E ho preso le parole come Aquileia e ho iniziato a dividerle. Mi sono accorto che Aquilegia, che era un termine del IV secolo d.C., scritto dal vescovo Severo, era facile da scomporre. Aquilegia, c'era già qui, era già qua in queste zone. Aquileia aveva una sorella, diciamo, scritta in greco, che era quella che ascolteremo in questo momento. Una parola sorella. Ho sbagliato qua. Ora proviamo a scrivere la parola Aquileia come la scrivevano i greci. E teniamo conto che il vescovo Severo, quando scrisse il Papa nel IV secolo d.C., scrisse Aquilegia. È estremamente importante questo suono, Aquilegia. Aquileia era scritto in greco in questa maniera e il suo suono era più precisamente questo. Aquilia, Bene, ora rallentiamolo. Aquilia, In questo momento noi possiamo fare una divisione delle parole come fossero realmente, diciamo, dette in celtico, vediamo cosa succede. Achi, Achi, cancelliamo questo, riportiamo la seconda parte della parola, togliamo la A finale, Ili, Achi lì, e mettiamo la A finale, vediamo cosa succede. Questa non dovrebbe essere scritta così, ma facciamo finta che sia scritta così. Alfa, Ora, vediamo cosa succede se riportiamo tutta la stessa parola, però divisa in 3 parti, e vediamo cosa succede. Achille Alfa, Achille Alfa, Ora, prendete uno di Aquileia che vi dice Achille è fatto, e capite praticamente che dice qui l'ho fatto. Allora, quello che accade è proprio questo. Nel scomporre la parola mi accorgo che nel friulano attuale è ancora comprensibile Achillea, Achillea, cioè ce le ho qui, le ho fatte qui, ed è la tipica risposta che può dare tranquillamente una persona quando gli dicono tu non devi, queste case, queste costruzioni qua non ci puoi abitare, devi andare da un'altra parte, perché è questo che hanno fatto i romani quando sono arrivati. Hanno trovato un villaggio che era disabitato in quel momento e hanno mandato via la popolazione che si stava voleva andare lì a insediarsi, perché era il villaggio suo. Poi alla fin fine stavano facendo transumanza, non ho idea cosa facessero, presumo, e loro gli rispondono le ho fatte qui. E questa diventa poi la parola che vanno a scrivere i greci su questo tema. Nel cercare di tradurre la parola tra il latino e il celtico, avevano capito che a chi e a qui era più o meno lo stesso termine, per cui cercano di tradurlo male. Dicono a qui le ia, a qui ce le ho fatte, che è un mix fra il latino e il celtico di quel tempo, che è anche un mix oggi visibile nel friulano. Se dovessimo ragionare in quella maniera, ci accorgiamo che Aquileia è nient'altro che un ibrido, che poi
che deve essere durato il tempo che il latino era ancora presente ad Aquileia, poi è rimasto come nome della città, ma nel tempo è stato perso proprio dal punto di vista del concetto iniziale. Aquilegia dice qui, cioè qui c'era già, perché le noi lo utilizziamo normalmente, diciamo Achille za, o per dire c'era già qui. Aquile za è tipico, Achille za per dire c'era già qui, lo diciamo in friulano oggi. Andiamo avanti e vediamo cosa è successo in questo tipo di situazione. I latini e greci correggono gli stranieri creando per loro nuove convenzioni, e questa è la chiave di lettura di tutto, perché non capendo che è una lingua corta, che erano parole corte, iniziano ad assemblare tutte quante le parole creando tutto un pastrocchio di riporto storico che allo stesso tempo ci dà la maniera di riestrapolare praticamente queste parole, capire che erano frasi e ricostruire la lingua celtica continentale che è andata estinta, che tra virgolette è nascosta in toto nel friulano, e questo è un gran bene perché possiamo tranquillamente oggi ricostruire i meccanismi comparandolo con altre lingue in giro per l'Europa proprio per questo genere di ragionamento. Strabone, ad esempio, scrisse che dei carni e li colloca in Friuli chiamandoli oi carnoi. Se noi andiamo a ottenere lo stesso tipo di risultato ci rendiamo conto che nel friulano odierno è comprensibilissimo con oi per di là, per lì, car, i carri, no, non, i, non vanno, non qui. Per cui oi, car, noi era una frase detta praticamente in lingua celtica e oggi anche in friulano. Questo è estremamente curioso perché ci fa capire che diciamo, la lingua che si è conservata in queste zone in realtà ha avuto una evoluzione per conto suo, che ha creato questi assemblaggi delle parole in modo da poterle rendere scrivibili, perché erano tutte quante descrittive. Addirittura questo car in realtà era k-ar, non era neanche car per esteso come lo conosciamo oggigiorno. E possiamo capire che avevano anche ragione perché non andavano i carri, perché tutta la zona montana dove stanno i carni e la zona, diciamo, dove oggi vediamo tutti quanti questi reticoli di strade, era una zona estremamente paludosa e non praticabile sicuramente per i carni. E questa era gente senza carri, di conseguenza carnia, charnie o charnie significa carro vuoto qui essere o carro avere vuoto essere, cioè senza carri, era gente senza carri. In Carinzia car in, cioè dentro, si, cosa qui è una cosa dentro, lì dentro, per cui è una cosa che c'è dentro lì, ed è estremamente importante perché ci fa capire che tutti quanti i toponimi inizieranno a diventare descrizioni in maniera chiara. E qui inizia l'esperimento, e questo è estremamente importante perché a un certo punto io decido che ci sono troppe lacune e mi faccio una domanda fondamentale. In tutte le parole del mio vocabolario, se io ho una lingua veramente corta e probabilmente la singola lettera era già una parola, e mi domando che relazione c'è fra tutte le parole, ad esempio, che contengono la lettera O. Ci dovrà essere una relazione di carattere logico, ci deve essere qualche cosa che in qualche maniera le unisce. Così creo una sorta di formula matematica dove a fianco ad ogni parola ci metto dei termini che identificano delle caratteristiche di quella parola lì.
Ad esempio il tavolo dico che ha una superficie, dico che ha un perimetro, dico che ha una dimensione, dico che ha una gamba, 3 gambe, 4 gambe, a seconda del tipo di tavolo, dico che se è piccolo è un tavolino, dico che se è alto un tavolone. Per cui cerco di mettere più parole descrittive a fianco in modo che mi possano creare una sorta di secondo elemento, di secondo vocabolario. A un certo punto lo faccio con tutte quante le parole e inizio a creare una selezione dove dico tutte le parole che contengono la lettera T. Qual è la parola che compare ed è comune fra tutte quante queste parole? E mi accorgo che viene fuori la parola superficie. Lo faccio per tutti quanti i suoni che noi emettiamo e a un certo punto inizio a creare questa matrice. Questa matrice che mi accorgo in breve tempo che si tratta di gesti che producono suoni, per cui creano una gamma di suoni, diciamo, che fanno parte dello stesso tipo di gesto. Ad esempio la D e la TH di think o that, questo the, sono entrambe che fanno parte di questo genere di range e identificano proprio una vicinanza della lingua con i denti e definisce il vicino. In linea di massima potrebbe definirsi diciamo, una glottologia atavica, perché in tutte quante queste parole abbiamo 3 matrici, diciamo, più o meno importanti. Ci sono 3 simulazioni ambientali che sono F, che significa aria o comunque vento, la V che è leggermente vibrata ed è lo stesso tipo di vibrazione che abbiamo quando uriniamo e significa acqua barra liquido, liquido sarebbe più corretto d'acqua, la U che è quella che ci permette di creare la temperatura più alta in uscita dalla bocca. Se noi andiamo con la termocamera a misurare tutte quante le lettere che produciamo, quella che produce la temperatura più alta è la U. Poi abbiamo degli atteggiamenti che sono la A e la E, che nascono quando noi nasciamo, per cui sono 2 lettere che noi pronunciamo alla nascita e per cui uno esiste ed uno è stato fatto in quel momento, per cui fare e essere, e poi il resto sono tutti quanti gesti puri, per cui la B, che utilizziamo le 2 labbra per baciare, per la suzione, per tutte quante le cose d'affetto, significa bene, la C, la Z, la S, che sono, diciamo, rumori che noi facciamo per emettere qualche cosa che abbiamo in bocca, per cui noi stiamo emettendo qualche cosa ed è un gesto che indica che stiamo indicando che si tratta di una cosa. La D, che significa vicino, perché mettiamo vicino praticamente la lingua ai denti o al palato. La G, che è un andare, non è bene, non è una G, ma è qualcosa di transizione praticamente verso la bocca, cioè verso qualche parte. La G, che significa avere, ed è lo stesso, diciamo, gesto che noi facciamo per deglutire. La Gn, che è praticamente un non proprio deglutire, per cui è un avere vuoto, non aver nulla da deglutire o non deglutire, una negazione questa. La I, che io definisco un qui, ma non è proprio un qui perché è un punto indicato con il dito e qui subentra in maniera prepotente il gestuale, per cui dove dicevano I indicavano un punto. La K, la H, la K, la Q sono tutte quante che definiscono un assieme perché la parte posteriore della lingua si avvicina al palato ed è assieme al palato per pronunciarla, per cui è un gestuale anche questo. La L è un'unità di misura che definisce una dimensione. Se noi prendiamo un metro e lo stendiamo è lo stesso movimento che fa la lingua per prendere una misura, e lo potevano fare con un filo, qualsiasi cosa, con un filo di una foglia o con qualsiasi cosa che si poteva stendere. Per cui L e l gli
e non è nient'altro che una dimensione. La M, le labbra tendono ad andare verso l'interno indicando se stessi, per cui indicano se stessi. La N indica un vuoto all'interno della bocca. Fate attenzione che io non sto utilizzando i termini che si utilizzano in glottologia, perché voglio che diciamo ci sia un reset rispetto a questi. Quelli vanno bene per spiegare come pronunciare un suono. Quello che sto facendo io va bene per spiegare cosa significa il suono, cosa significa il gesto, che è cosa completamente differente. La O definisce un perimetro ed è estremamente importante, perché questa gente vedeva tutto a perimetri, era tutto quanto definibile in perimetri. La P è complessa perché indica qualcosa di bastoniforme, perché fa il bozzo qua davanti, e lo troviamo anche nella scrittura, perché c'è questo bozzo davanti e questa linea che fa vedere che c'è un qualcosa di bastoniforme. Lo troviamo anche nella scrittura egiziana, ad esempio, perché è qualcosa di bastoniforme, come fosse disegnata la I, tanto per capirci. E per cui vediamo che sia il simbolo che il significato della parola sono identici al significato del gestuale. La R, che così non la capiremo, ma la R pronunciata in questa maniera, che come avessimo qualche cosa di piantato all'interno della gola che cerchiamo di espellere, significa proprio piantato, fissato, qualche cosa che è immobile. È chiaro che pronunciare la R sul davanti, così è più facile, più morbido, che non farla qua dietro, però questa indica qualche cosa che si è inchiodato da qualche parte, che è fisso, che è fermo, che è piantato. Va bene anche per descrivere un albero, qualsiasi cosa che è fermo, un sasso, eccetera, eccetera. La pietra, vedete che c'è la R in mezzo. Davanti la S nega, tappare, stappare, e dietro moltiplica per le popolazioni celtiche transalpine, mentre le cisalpine vedremo che utilizzano le doppie all'interno, le doppie consonanti. La T tocca la superficie, anche questo è un gesto del palato, per cui stiamo toccando la superficie e indichiamo la superficie. La V indica l'acqua, la U abbiamo già detto che è il caldo, e la U indica l'acqua. Questa matrice resterà costante in tutte le parole che vedremo e creerà lo zero di partenza, dove nel framezzo inizieremo a capire che ci sono delle evoluzioni differenti volta per volta in funzione di cosa una popolazione apprende e crea. Ad esempio la creazione dei verbi inizierà a uscire fuori nelle popolazioni celtiche dei beni primari dall'acqua e dal caldo, per cui l'avere, l'andare, il venire, il volere, eccetera, eccetera, derivano da questi due elementi, e creeranno degli step evolutivi dove c'è una crescita continuativa del linguaggio. E quello che scopriremo è che il latino ha avuto a che fare con una lingua che era praticamente una lingua particolarmente primitiva, era una lingua paleolitica con parole che andavano fino al neolitico, e di conseguenza non era una lingua scrivibile perché era descrittiva, cioè per definire ogni parola che oggi conosciamo loro facevano una descrizione. In questa lingua avevamo 5 verbi, un avverbio, cioè 3 avverbi, scusate, 10 sostantivi, 5 aggettivi e un pronome, per cui la lingua era veramente ridotta all'osso. Eppure con questo riuscivano a fare tutto quanto. Possiamo definire uno stadio evolutivo delle lingue, vediamo di spostare il mio faccione dall'altra parte, dove, vediamo, qui probabilmente dà fastidio dappertutto, dove nella prima lingua troviamo 21 parole gestuali, che sono quelle che ho descritte. Erano praticabili solo in concetti concreti, cioè doveva avere le cose davanti agli occhi, visibili e riscontrabili nel qui ed ora, cioè non c'erano tempi, per cui tutto era da risolvere al momento, non c'era una virtualizzazione di nulla.
e l'uso molto marcato del gestuale, per cui dovevi andare a indicare, far vedere, eccetera, eccetera, il tutto indicando con i gesti. Nel Paleolitico inizia un uso copiato di fonemi, ad esempio la parola ma di mamma o mi che abbiamo visto prima. Abbiamo le prime difficoltà a trasferire informazioni dal buio e a distanza, per cui se c'è buio quello che ti dico non capisci perché non mi vedi diciamo, gesticolare, e se sei distante e devo riferirti a un concetto non riesco a spiegarti, però se sono al buio dentro una grotta e non ho gli oggetti davanti posso disegnarli, e a un certo punto iniziano le opere rupestri. Nel Neolitico compaiono le prime parole legate al cambio di stile di vita, per cui iniziano a comparire parole tipo ri, tipo tipo re e via dicendo, che hanno diciamo, un'importanza legata proprio al mondo agricolo. Mancavano i termini appropriati per un'attività stanziale perché prima non la facevano, e la necessità di descrivere nuovi lavori iniziano la formazione di nuovi verbi e primi nomi, perché un discorso che migri e ti bevi praticamente per strada è un discorso che devi andare a prendere l'acqua e portarla avanti e indietro, per cui inizi a creare dei nuovi termini che utilizzi in maniera continuativa, e questi diverranno praticamente i termini che conosciamo ad esempio come avere in italiano, che lo fanno derivare da bere per diciamo un inquinamento di logica ma non di linguistica. E abbiamo l'arrivo dei metalli, per cui aggiunta ancora di nuovi termini, mancanza di termini appropriati per l'attività metallurgica, per cui iniziano termini come le fucine, come i forni e via dicendo, la formazione di nuovi verbi e nomi, anche qui. E poi a un certo punto la rivoluzione, con la scrittura c'è la formazione di termini convenzionali, cioè a un certo punto questo oggetto io gli do un nome, non lo descrivo e basta, posso trasferire questo nome da un posto all'altro perché capiscono che questa cosa che ho pronunciato è capibile anche dalle altre parti, e posso trasferire un concetto virtuale, posso definire in mancanza di un tempo anche delle similitudini che mi possono far capire in che tempo sto. Per cui il problema che c'era prima della scrittura era la mancanza di convenzioni che identificassero oggetti e concetti astratti inseriti in un sistema spazio-temporale. Poi a un certo punto abbiamo una formazione massiva di nomi, verbi, tempi, declinazioni di tutte le regole che definiscono la grammatica moderna. E questo è diciamo quello che è accaduto in linea di massima, perché poi tenete conto che quello che sto dicendo è ancora tutto da finire di studiare, perché io ho trovato l'ABC per poter sbrogliare diciamo questo nodo gordiano, ma poi bisogna andare a fare tutte le rifiniture su tutte quante le lingue. Io l'ho fatto sulla lingua friulana e per 1.000.000 di parole per 30 lingue circa aggiuntive per ogni lingua, e sono tutte quante coerenti, per cui quello che c'è da fare è fare il lavoro vero e proprio con dei madrelingua che conoscano la natura delle parole che dicono in maniera pulita e conoscono diciamo l'accoppiamento che si può fare dal punto di vista naturale in quelle zone rispetto a quelle lingue. Abbiamo parole tipo Keltoi da Ecateo e da Erodoto, oppure Keltai da Aristotele e Plutarco. Se io le scompongo nella matrice che ho creato, Keltoi mi diventa qui perimetro superficie grande assieme essere, e vedete che questo è il territorio della popolazione celtica, che è veramente un qualche cosa che prima dell'epoca romana poteva essere quello di più grossa espansione della nostra parti, per cui anzi l'espansione più grossa era proprio la loro. Keltai, sebbene cambiano di poco le parole, qui fare superficie grande assieme essere. Vedete che è sempre una descrizione pulita di quello che è la loro realtà. Galatai, guardate che curiosità, qui fare superficie assieme fare.
Però in questo tipo di lettura c'è anche un qualche cosa che compare che nella lingua latina non c'era, che era la direzione di lettura dei termini, che vedremo che per capire la lingua che vado a scomporre è estremamente importante. Io dovrei fare la lettura al contrario, fare assieme, grande, superficie, qui fare, invertendo i primi due praticamente termini. Per cui inizio a dargli un senso di lettura capibile nell'italiano oggi, ma è più simile tra virgolette all'inglese, che ci fa capire come devo ragionare sulle frasi che vado a tradurre. E quello che capita è che a un certo punto scompongo in toponimi diciamo friulani, ma non solo, perché l'ho fatto anche da altre parti, e all'interno dei toponimi iniziano a comparirmi tutte quante queste parole che fanno parte di quelle che ho scoperto proprio diciamo lavorando su questa matrice. Vedete che sono ripetitive: on, or, ur, sar, ar, vign, ri, le, m, sti, an e via dicendo. Questa è la dimostrazione che le troviamo anche in Inghilterra, le troviamo anche da altre parti, nel Regno Unito, le troviamo in tutta quanta l'Europa, che hanno proprio queste matrici che si ripetono in maniera continuativa. Andiamo avanti, anche se prendiamo un testo detto in friulano, queste compaiono di continuo all'interno del testo, per cui non è diciamo una cosa che fa parte solamente diciamo dei toponimi. Iniziamo a vedere cosa succede con la parola carro, char in friulano. Visto che noi abbiamo ciarnie o chiarnie, che cambia di poco, perché poi alla fin fine rientrano in quelle matrici che dicevo prima, per cui è un gesto che fa parte di un delta poi sonoro. Ci accorgiamo che queste popolazioni dicevano ar, fare pianta, piantato assieme, cosa qui. Queste due le torno a invertire come ho fatto prima, per cui è una cosa qui piantata assieme. Si tratta di un assemblato. La parola car per loro era la parola assemblato. Oggi la conosciamo come car, come mezzo, però per loro era un assemblato. Questo è estremamente curioso perché diciamo, va a chiarire anche termini come carn, che era quello che diciamo, credevamo facesse parte della parte della parola carnia, ma era una parola affine perché dice vuoto, e vedete che qui praticamente è una tomba che è vuota, pianta fare, cioè c'è messo dentro assieme al vuoto, è stato infilato praticamente all'interno di una tomba assieme ad una tomba. Questo tipo di sepoltura è estremamente interessante perché vediamo dove c'è roccia, a un certo punto questa gente non si abitua a seppellire sottoterra ma preferisce l'incenerizzazione, che poi se la porta dietro anche dove non gli serve. Però se ci sono quelle opportunità di seppellire a un certo punto seppelliscono. Laris, che significa larice, ris significa righe in friulano, per cui è ancora oggi comprensibile tranquillamente. Riga ha lo stesso tipo di concetto anche nell'italiano, fare avere ri, per cui fare avere pianta qui, che era diciamo il solco che facevano con gli aratri. Questa è diciamo qualche cosa che nasce con il Neolitico, nasce con l'agricoltura, nasce con l'aratura. Grande fare, per cui ci sta dicendo che grande fare righe è praticamente un qualche cosa che fa tante righe, molte righe insomma. Ed è quello che noi vediamo, è pieno di steli, è pieno di cose righiformi. Pick è il nome del picchio, anche in inglese c'è un termine simile, per cui si può andare a verificare anche anche nell'inglese. Vediamo che dice assieme punta qui, per cui assieme punta qui.
è quello che fa questo genere di animale, proprio pungere, punzecchiare il legno, e fa questo genere di azione. Questo attrezzo, che noi chiamiamo pick-on, non è nient'altro che il pick sopra al manico, sopra ha un pick, sopra ha una punta praticamente per picchettare. Perché on diventa sopra come in inglese e in italiano non dovrebbe essere così e in friulano non dovrebbe essere così? Perché succede qualcosa di estremamente curioso. Questo oggetto ha un perimetro vuoto, per cui se ha un perimetro vuoto in questo momento è sopra qualche cosa. Nel momento che non è più vuoto il perimetro ma è pieno di qualche cosa, non è più sopra ma è dentro. E di conseguenza quello che accade è che quando un oggetto ha un perimetro vuoto diventa sopra e diventa on anche per gli inglesi. E va a spiegare come nasce proprio questa evoluzione della parola, che potremmo rivedere anche nella parola in poi. Tornando un momento qui, nel friulano abbiamo sap on, che è la parte con questa pala qui. Sap significa non fare punta, per cui non ha più la punta come da questo lato, ma sap on sta dicendo che è diciamo piatto. E la spiegazione è talmente precisa e talmente chirurgica che è indiscutibile. Se noi torniamo sulla cartina della Scozia, ma non solo della Scozia, possiamo andare in giro un po' per tutta quanta Europa, vediamo che le matrici si ripetono: ones, oni, on. Vedete che questo on compare di continuo. Questo invece è un no, car, no, na, ca, e. Se io dovessi tradurre questa parola, che car non acae, sarebbe essere, fare assieme, vuoto fare, per cui è una cosa che assieme fa vuoto, non c'è, vuoto carro, assieme, scusate, la ripeto, essere, assieme, fare vuoto, perimetro, per cui il perimetro è vuoto, non ci sono, vuoto carri, non ci sono praticamente carri e il perimetro è vuoto, non c'è nulla. Se andiamo a vedere da vicino questa zona non ci sono strade, non ci sono case, non c'è niente, per cui è una zona deserta e senza carri e senza nulla. Per cui andiamo a vedere che la traduzione di questi termini a un certo punto ci svela le realtà territoriali, perché non avevano il tom tom e per descrivere una zona, se dovevi andarci in qualche maniera, dovevano farti capire che stavi lì in qualche modo, per cui dovevano darti delle informazioni estremamente importanti relative alla zona. Se vedete la matrice ven, acqua, essere, veni, cones, molto, essere, sopra, assieme, qui vuoto, acqua, essere, per cui ci sta dicendo che stanno sopra il livello dell'esondabile e di conseguenza ma c'è acqua, per cui sono in una condizione di vantaggio anche dalle nostre parti. Se noi ad esempio prendiamo Bononia, che era praticamente il termine antico di Bologna, bon, bene, sopra, per cui ci rendiamo conto che è lo stesso tipo di matrice. Andiamo avanti. Questa è una parola latina che troviamo anche nel friulano, ma essendo che la lingua celtica che stava sotto era una lingua corta, questi termini facevano già parte della lingua celtica e giustificavano anche una parola latina che aveva lo stesso tipo di matrice iniziale, solamente che avendo definito delle convenzioni, però tu non sai la convenzione perché non mi hai visto gesticolare per stabilire questa convenzione, io non ti capivo celta, ma su certe cose riuscivo a capirti perché era palese che la parola mont stava a indicare la montagna, me sopra superficie, in definitiva, io sopra la superficie.
La cosa curiosa è che la parola unto in friulano si dice ont, sopra la superficie, per cui rimane in maniera chiara ancora questo concetto, che è diciamo stabile e mostra che stiamo parlando sempre di una lingua di derivazione celtica, come sono tutte le lingue diciamo romanze. Andiamo ancora avanti. Madonne, che è la suocera in friulano, ma la troviamo anche come Madonna. Abbiamo per questo termine mad, che lo troviamo in madame, in mademoiselle, per cui non è un termine assolutamente che lo perdiamo diciamo per altre strade, proprio fa parte di un territorio che era diciamo di base celtica, ma madre, vicino, sopra essere. Vediamo che ma indica me fare, per cui ha fatto me, vicino, per cui questo è madre in senso generale, per cui ma nasce da ha fatto me, perché la madre si inizia con la propria, poi diventa madre di tutti, o anche la madre terra, perché questo poi diverrà diciamo un termine che andrà a definire proprio la madre terra per parole come la mandragora, tanto per capirci, che vedremo che ha diciamo una descrizione proprio di come è fatta. Vedremo, l'ho scritto nel libro, qui non lo presento. Dice essere sopra vicino alla madre. La madre è quella dei miei figli, per cui quella che sta sopra la madre è sua madre, e di conseguenza va a definire la suocera. E questo è un termine che ci fa capire il livello di definizione di questa lingua. Ma se vogliamo andare a prendere la parola unto è estremamente importante, qui c'è una freccia che è fuori posto, perché dice un caldo vuoto superficie perimetro, per cui fa freddo sulla superficie del perimetro, e quello che è l'unto originale era la brine, per cui qualcosa di superficiale che ghiaccia la parte superficiale del terreno. E vediamo che c'è proprio questa differenza fra ont e unto. Non ci sono migrazioni di parole, è semplicemente la descrizione di qualche cosa che è differente fra popolo e l'altro. Sono punti di vista differenti che creano parole differenti con suoni differenti, che sono similari fra di loro perché i concetti che vogliono rappresentare sono gli stessi. In bulk o in bolg, dipende diciamo dalle zone, poi vedremo anche questo genere di problema. Im, qui me, cioè qui io, boll, inteso come bolla, assieme, io assieme alla bolla. Bene perimetro grande è praticamente un contenitore che darà la parola bolla in italiano, o al bollire o a tanti termini simili. Come vedete che la bolla nella quale stiamo parlando è questa qui del ventre, perché alla fine dice assieme grande perimetro bene, per cui ben strutturato, ben fatto, ben rotondo, qui me, io dentro praticamente questo perimetro, e indica appunto la fertilità e l'abbondanza. C'è anche la variante con la G, no, che significa avere, dire questa cosa è assieme a me, che, o dire ho questa cosa, non cambia di molto, perché uno è un elemento di possesso e uno è un elemento di unione, per cui quando troviamo delle parole come agua e acqua, oppure troviamo questa grotte, crot, queste C e G che si scambiano, è semplicemente perché stanno utilizzando due termini che sono, diciamo, similari, potremmo dire sinonimi, anche se proprio non sono sinonimi, però possono essere utilizzati come sinonimi. E qui veniamo alla parola mamma, che nel friulano si dice mamme, me fare, me essere. Me essere, esisto, me fare, mi ha fatto. E questo ci dimostra che sono molto precisi nell'andare a identificare le parole. Abbiamo anche un'altra variante che dice mi ha piantato qui, pianta qui, me fare,
pianta qui, mi ha piantato qui, mi ha messo al mondo, mi ha piantato all'aria. Piantato all'aria che è quello che facevano, non mettevano alla luce una volta i bambini, li mettevano all'aria, per cui se capitava di notte non era messo alla luce, era messo all'aria, per cui fi. E lo troviamo questo termine in tutti quanti i termini che sono legati alla famiglia o al padre, no? Il father, family, famiglia e affini. Perché? Perché nel momento che diventavano genitori erano coloro che li mettevano all'aria, e questo termine andrà a confondersi col pater, col father, che sono due termini completamente differenti che partono da concetti completamente differenti, dove la P di papà o di pater indica il fatto che ha il pene, che è diciamo un elemento bassoniforme, mentre qui indica il fatto che è un genitore. Andiamo avanti. Avere un figlio, questo termine oggi, bella donna, si dice in friulano che è una fighe, è diciamo una bella donna, però in realtà vengo a scoprire che dice ha un figlio. E questa è una cosa estremamente curiosa, perché vediamo che i termini sono molto 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 corti, veramente corti. In tutta quanta la lingua friulana ci sono tutte quante queste situazioni, di conseguenza la lingua celtica continentale è conservata in maniera massiva nel friulano. Ci sono anche parole latine, per amor di Dio, però sono dovute a una gran confusione creata proprio da quello che ho detto all'inizio, cioè a questo mescolamento del latino con le lingue diciamo dell'impero romano, e poi un ritorno di fiamma nei confronti delle lingue diciamo non delle lingue secondarie, per cui minoritarie. Abbiamo anche questo termine frizze, che indica sempre una bella donna, e indica anche, volendo, genitale femminile, ma penso sia diciamo un pensiero associato, che dice cosa essere aria pianta qui. Perché pianta qui aria? Perché questo free, anche in inglese, nasce dal fatto che se io ho, come posso fare vedere, se io ho diciamo una fessura dove entra dentro l'aria, vuol dire che lì è una zona libera. Per cui loro, quando dicevano free, intendevano praticamente una zona d'accesso, che nell'italiano troviamo come fra, non come free, ma come fra. Fare pianta aria, piantarci aria dentro, ci si può piantare aria dentro, per cui il fra e il free sono fratelli. Nel momento che io dico free, inizio a capire che dove diciamo è una zona libera, questo definisce la parola libera nelle popolazioni celtiche, per cui free ha questo tipo di caratteristica. Per cui dire cosa qui libera significa che era una donna nubile, non era sposata, per cui non aveva vincoli o legami. E questo lo troviamo poi in maniera chiara in altre parole che oggi le troviamo intere, ma spezzandole le capiamo in maniera pulita. I am free, qui essere vuoto, libero, o in am free, dentro essere vuoto, libero. In è curioso perché abbiamo un qui vuoto che indica praticamente che è una zona praticamente dentro alla fin fine. Per cui vediamo questa crescita, questa nascita delle parole in maniera diciamo molto puntuale, che nel friulano hanno mostrato che tutta la meccanica interna è tranquillamente scomponibile. Poi dal friulano, perché lì è partito lo studio, sono state fatte comparazioni su altre lingue, e anche su altre lingue si è mostrato estremamente coerente, fino ad arrivare a lingue che sono veramente distanti da noi, come gli aborigeni australiani. E qui abbiamo questa cosa curiosa che free ul significa volere libero. Ul è, come quello che ho detto prima, diciamo un verbo creato da un'esigenza primaria, in questo caso il caldo, grande caldo significa, per cui volere deriva da questo.
e viene di solito associato a Forum Iuli per diciamo delle concomitanze di carattere storico, ma non ci azzecca niente proprio come tipologia di anagramma o comunque di logica di traduzione della cosa. Sono due termini completamente distanti. Uno era del padrone che dice il foro Giulio, per cui fa parte di questo, il suo potere si chiama così, e quegli altri dicono no, noi vogliamo avere libera sta zona, te ne devi andare perché noi abbiamo rotto piene le scatole di oppressori. Poi ci sono tutta una serie di termini sugli animali, che tutti gli animali hanno questa caratteristica che vedete qui, ma non solo, le cose vengono descritte sempre in maniera puntuale, e vediamo Muschin, che lo consideriamo moscerino, però noi in italiano lo pronunceremo Muschin, cioè in friulano lo pronunciamo Muschin, in genovese Mushin cambia di poco, significa me, come al solito, perché le labbra vanno all'interno. Us è diciamo un caldo molto, per cui bruciare, lo troviamo anche nella parola ustione, ustion, no? Bruciare, superficie qui molto, importato anche questo nel latino, perché qui vediamo che è una lingua completa che ha tutte quante queste matrici che possiamo scomporre, ricomporre, e vediamo che le matrici sono sempre le stesse e possono in maniera chiara farci capire molte cose, mentre nel latino ci sono state tutta una serie di meccanismi che fanno vedere che sono parole uniche, importate, che non hanno tutta una serie di parole di contorno che fanno parte di quella lingua lì. E di conseguenza, come ad esempio se io vado a vedere vedran, vedue e vedul, no? Questo ved che sta per vedovo lo trovo in molte parole che in latino non le trovo, cioè trovo solamente vedove, vedova, vedova, e non trovo diciamo il celibe, e non trovo altre parole che esistono nella lingua friulana che partono con la matrice ved, che nel latino non ci sono, ma fanno parte di tutta questa schiera che entra all'interno. Per cui me bruciare cosa dentro, me bruciare cosa dentro, il moscerino fa questo genere di effetto. Mosce, che indica la mosca, confusa anche qui come diciamo etimologia con il latino musca, che sono due cose completamente differenti. Me, perimetro molto, ce l'ho dappertutto, cosa qui essere, per cui è una cosa che ho dappertutto nel perimetro e mi dà fastidio. Musca, no? Vedete che anche qui potrebbe esserci questo us in mezzo, ma significherebbe bruciare, non ha un significato per la lingua latina. Se io vado a scomporlo significa fare non assieme caldo me, per cui è una cosa che mi dà fastidio, proprio perché c'erano anche dei problemi di carattere climatico, perché un discorso è i romani che stanno a Roma, e un discorso popolazioni celtiche che stanno nelle zone dell'Austria e di Hallstatt e affini. Le temperature erano differenti, poi le migrazioni l'hanno portata a portarsi dietro questo termine anche in Friuli, però si capisce che sono due lingue che diciamo un po' si sono guardate, si sono usate a vicenda, però hanno utilizzato diciamo i termini puri all'interno di una lingua per dare delle descrizioni che erano più consone a identificare diciamo questo animale. E questo accade anche con le contaminazioni date dalle popolazioni germaniche nelle popolazioni diciamo del Regno Unito e delle isole insomma britanniche tutte. Lacrima, lagrime, andare, avere, riga me, per cui sta indicando una riga su di se stessa, per cui me essere, me, e questo è facile da capire, ri, pianta qui, per cui si fissa in qua, si ferma su di me, avere, fare grande, perché diciamo indica questa cosa. Il la viene utilizzato anche per andare, no? Oppure fatti in la, che lo troviamo nell'italiano, o la in friulano è proprio un andare,
che è un fare grande, è un grande territorio, come lo troviamo anche nel li, che è un fare grande, per cui è una, diciamo, un'unità di misura, questa L, che definiamo con le dita di volta in volta. La parola anche piangere, vai, guardate qua che bella, qui fare acqua, è semplicissima, è stupenda. Poi troviamo diciamo parole che troviamo anche in Francia come souris. I friulani cosa fanno? Aggiungono la E come dire un essere, sopra riga essere, c'è una riga sopra, per cui è una frase completa. Il su nasce dal concetto non caldo, per cui montagna non fa caldo, Iu, qui caldo, in pianura fa caldo, per cui abbiamo il su e giù e il su e iu. Giù sta per andare, qui caldo, che lo troviamo sempre derivato da questo tipo di matrice, e ci accorgiamo che loro iniziano a poter costruire proprio i termini basandosi su considerazioni di carattere ambientale, per cui sopra non c'è caldo, su, e giù c'è caldo, per cui giù. La parola aria, aiar, pianta fare, per cui viene abbattuta, qui fare, ed è quello che diciamo sta facendo sulle cose, perché le abbatte, il vento dà fastidio sicuramente per quello. Ci sono parole come ad esempio la parola spento, off, che chiariscono molto bene che cosa succede se faccio aria sul perimetro, spengo. Per cui quello che vado a fare, aria, perimetro, off, era praticamente una descrizione estremamente puntuale di quello che facevano. La parola penne, in friulano, che significa penna, vedete che c'è una doppia N nell'italiano che identifica due parole che si sono sovrapposte, dopo ve le spiego. Essere vuoto, essere punta, per cui dice che praticamente questa punta è cava. Nel tempo cosa succede? Che in Italia questo pen, che lo troviamo anche in inglese, che è ancora sano, a un certo punto dice essere vuoto un'altra volta, perché era già inglobato nella parola prima, va a definire l'essere vuoto, na. Lo troviamo anche nella parola naso, naso, essere molto vuoto perimetro, per cui questa zona qua è piena di buchi. Nas in friulano, hana in giapponese, ha fare assieme, na vuoto fare, per cui assieme fa vuoto, sono due buchi. E lo troviamo anche, questo na lo troviamo in Napoli, che non è Neapolis, è stato praticamente un pastroccio fatto lì, Napo, nap, punta fare vuoto, per cui c'è una punta vuota, cava, o lì, perimetro grande lì, per cui c'è una punta con perimetro grande lì che è vuota e cava all'interno. Se lo diciamo in napoletano ancora meglio, Napule, ul, grande caldo essere, nap, vuoto fare punta, per cui stiamo parlando del vulcano. Neapolis, nea sta per vuoto essere, fare, per cui hanno svuotato una zona, l'hanno ripulita, l'hanno resa nuova. Polis, punta, perimetro, grande, qui c'è un recinto con delle punte che fanno un gran perimetro e di conseguenza hanno creato una Neapolis, per cui una città nuova, una recinzione nuova, una protezione nuova, che non ha niente a che fare con Napoli, per cui sono due cose che a un certo punto con questa matrice si svelano e si chiariscono in maniera chiara. Plume, piuma, per in italiano, abbiamo me, caldo, punta, grande, per cui addirittura questa qui andrebbe letta in un'altra maniera, perché dovrebbe essere p, lume, per cui lume come anche diciamo il lume per illuminare,
me grande caldo, per cui serviva a scaldare all'inizio, ma probabilmente lo utilizzavano anche per illuminare. Punta, punta perché comunque è puntiforme come la piuma, come la penna, per cui che fa grande caldo e serve proprio per fare i piumini, i piumoni e via dicendo. È una spiegazione molto precisa di quello che serviva a questa gente, questo genere di cosa. Andiamo avanti. La parola testa, vediamo che è ancora più bella, perché dicono cosa qui, fare, fare aria, e noi respiriamo proprio dal naso e dalla bocca, è la parte del nostro corpo che fa aria. È vero che fa aria anche un'altra parte, ma la fa diciamo in quantità minore e non è necessaria diciamo per forza di cose al costante vivere, ogni tanto si fa. Orecchio, orele in friulano, dice le, esso è, essere, bordo, è un bordo, per cui è qualcosa di bordiforme, è un orlo, tanto per capirci. Perimetro pianta, il perimetro di un qualche cosa, di una pianta, il perimetro che viene creato di qualche cosa, per cui fermo sul perimetro è qualche cosa che sta sul perimetro. Essere, grande essere, è un qualche cosa che è grande sul perimetro che c'è ed è grande sul perimetro, per cui va ad identificare in maniera precisa che cos'è questa cosa descritta, perché come vedete sono tutte descrizioni. Se io dovessi prendere questa lingua e metterla per iscritto non sarei in grado di scrivere nulla, perché senza l'oggetto davanti, senza conoscere diciamo quella che è oggi la convenzione, quella gente non avrebbe potuto trascrivere nulla. Per questo i druidi scrivevano in greco e scrivevano in latino, ma non erano capaci di scrivere in celta. Questa parola significa uno che ha favella, che ha grande capacità di parola, in friulano si dice bardele, però se noi lo scomponiamo ci accorgiamo che viene fuori la parola bard, che sta a indicare il bardo, e esso è un bardo, per cui quando uno parla moltissimo si dice che è praticamente un bardo, ancora oggi, anche se si è dimenticato perché la parola è stata unita. Essere grande, essere, per cui quello che abbiamo visto prima, vicino, pianta, fare bene, per cui ci si sta bene vicino in compagnia, è uno che si sta bene a fianco. E questa parola ci fa capire ad esempio parole come la parola bar, che oggi tutti conosciamo, che sta a indicare bene fare pianta, cioè bene fare sosta, bene stare fermi, bene stare assieme, e ci fa capire che era una descrizione molto puntuale di quello che serviva a questo tipo di locale. Quello che è accaduto prima delle popolazioni celtiche, che a un certo punto iniziano a fare disegni rupestri proprio perché una lingua così non è in grado di spiegare V2V, uno di fronte all'altro, di che cosa si sta parlando. E a un certo punto iniziano a fare disegni sulle pareti, a cercare dei metodi per poter diciamo migliorare la comunicazione, che era abbastanza precaria perché non aveva ancora delle regole che creassero delle convenzioni come delle parole finite, dei nomi e dei termini che fossero comprensibili per tutti. Ma fino a che punto la lingua celtica è rimasta in Friuli? Abbiamo una cosa curiosa che mi è capitata, che io pensavo in toto fosse latina, che sono i giorni della settimana. Invece ne è risultata una presa in giro. Abbiamo in latino dies lunae, dies martis, dies mercuri, dies iovis, dies veneris, dies saturnis e dies solis. Poi a un certo punto arriva Costantino, dice la domenica non si lavora, per cui il dies solis, Sunday, non si lavora. Si lavora praticamente tutti gli altri giorni della settimana e la domenica non si lavora. Questo proto-friulano si inventa praticamente questi giorni della settimana, dice lunis, che è un plurale,
perché la lingua friulana è un po' come lo spagnolo, come il francese, come l'inglese, tende a utilizzare diciamo, la S come plurale, poi martars di nuovo in plurale, poi miarcus e in un'altra variante miarcui, ioibe che non è più in plurale, vinars che è in plurale di nuovo, sabide che non è un plurale e domenie che non è un plurale. Però se vado a leggerlo nella mia versione scopro che dice lunis, dice molto qui freddo grande, fa molto freddo, martars, molto terra me sosta, cioè mi fermo praticamente per terra, miarcus, fuoco assieme sosta me qui, faccio sosta assieme al fuoco, oppure miarqui, qui assieme a caldo sosta me qui, sto assieme al caldo, ioibe, bene qui io, sto bene qui, il be significava benessere, vinars significa molto pianta a fare vino, bevo molto, sabide, vicino a essere bene, qui non fare, domenie, solo niente. Se dovessi tradurre oggi come oggi questo testo e dovessi attualizzarlo, avrei detto fa molto freddo, sto molto sdraiato qui a terra, faccio sosta davanti al fuoco, sto bene qui bevendo vino, sto qui vicino senza fare, solo niente. Questa era una presa in giro potente fatta nei confronti di Costantino e di coloro che volevano imporre il lavoro tutto quanto la settimana della gente che in realtà più di tanto non gliene fregava di andare a lavorare quando trovava tutto nel territorio. Ma fino a quando la lingua celtica era ancora comprensibile? Non sicuramente fino al IV secolo d.C., perché arriva a un certo punto Dante nel nostro territorio per scrivere il De Vulgare Eloquentia, cercava un volgare di qualità, e da noi questi dicono cefastu, lo pronunciano con gravi accenti, e addirittura utilizza parole tipo eructant, poi ci dà dei montanari, ci dà della gente che non abbiamo un linguaggio cittadino, abbiamo un linguaggio molto duro, e sembrava la cosa finita qui con queste due parole che nel 1300 a un certo punto dicono questa frase che significa cosa fai qui, cioè fastu, cosa fai. E nel momento che viene in Friuli, Dante si approccia con i friulani e nella Divina Commedia, nell'inferno, riporta delle usanze celtiche, la più evidente delle quali sono i gironi celtici. Però descrive Lucifero immerso nel ghiaccio in una notte ventosa, per cui buio, vento e freddo. In friulano la parola diavolo si dice diaul, però se la scompongo come oggi ancora comprensibile, per cui non è che sia estinto questo tipo di logica, significa vuole il giorno. La parola inferno si dice un fiar, che è sorella della parola inverno, un viar. Questo un significa vuoto caldo, fi significa aria qui, ar significa fare pianta, piantata, fermata. Si ferma praticamente, fermato nel freddo e all'aria. Ed è quello che viene descritto, si descrive di Lucifero, che era una persona immersa fino al ventre praticamente nel ghiaccio, nel vento, e che voleva la notte, perché il diavolo vuole la notte, per cui le tenebre. Era il 1314, per cui ci rendiamo conto che in quella data ancora era comprensibile la lingua celtica e non si era ancora trasformata nel friulano attuale, anche se gli scritti cercavano di creare nuove convenzioni, per cui queste nuove parole unendo da parole precedenti, però quello che hanno fatto non è nient'altro che stato che proteggere questa lingua in maniera massiva e identificarla nel nostro territorio e salvarla nel nostro territorio. Ma cosa succede? Parole con suoni simili distribuite in giro per il mondo ce ne sono, e ad ora cerchiamo di fare qualche cosa di estremamente curioso. Prendiamo la frase tomari, tua madre, in friulano, in veneto tomare, che è quasi uguale a tua madre, tomari in friulano, la parola tomare prenderò in spagnolo,
la parola tomare è fermarsi in giapponese, la parola tomaia in italiano. Ora, se noi andiamo a vedere che cosa succede in queste parole che hanno tutti i suoni che sono diciamo abbastanza simili, per cui abbastanza vicini l'uno all'altro, e andiamo a scomporli con diciamo, la rosa che ho fatto io, mettendo sulle le stesse parole in maniera identica sopra ogni riquadro, ci accorgiamo che la parola to significa tuo tua in friulano, significa superficie perimetro, cioè la superficie della quale fa parte tu, il perimetro sulla tua superficie, cioè ciò che fa parte di te, ciò che è tuo. In napoletano si capisce ancora meglio perché toccano il petto della persona che si sta di fronte e dicono a mamma t, dicono solo la t. La parola uo significa caldo perimetro, per cui la superficie dal caldo perimetro, ciò che ti appartiene, ciò che è tuo, ciò che sei, che hai perché proprio sei vivo, cioè il tuo calore in qualche maniera. Quello che troviamo anche nell'inglese you, cui caldo, no? Toccando proprio la persona che sta di fronte. Era un modo per creare diciamo o il possesso o diciamo identificare che ci stava di fronte, perché lo toccavamo fisicamente. Me fare, per cui mi ha fatto, pianta qui, mi ha piantato qui in questo mondo, per cui tua madre mi ha messo tua madre pianta qui, tua madre mi ha messo questo mondo, ti ha messo questo mondo. Tomare cambia di poco nel Veneto perché ce la è di essere, per cui invece di dire qui dice ci sei, per cui piantato qui o piantato essere, sei stato piantato o sei piantato o piantato qui, non cambia di molto. Nello spagnolo la parola tomaré è un prenderò e un avrò, prenderò, e ci accorgiamo che dice superficie perimetro, cambiano i gesti, superficie perimetro, a perimetro della superficie, me fare, l'ho fatto io, pianta essere, ho piantato, cioè io ho piantato e avrò e prenderò. E di conseguenza nello spagnolo questa parola nasce da un fatto fisico che ha praticamente seminato. È un concetto di carattere neolitico, per cui dove l'uomo già iniziava a seminare, ed è una frase che è palesemente nata da questo concetto. Nel giapponese significa fermarsi, per cui essere pianta, essere fermo, me fare, mi fermo io, a perimetro della superficie, in fondo là, cioè mi fermo a perimetro della superficie, in quella zona. Capite che non cambia nulla, cioè cambiano solamente i gesti, le parole, i suoni e le prime parole, diciamo, espresse dalla bocca sono le stesse identiche. E poi abbiamo la parola tomaia in italiano che dice fare qui, per cui indica dove la fa, me fare la faccio io, superficie perimetro, faccio una superficie a perimetro proprio sulla parte, la tomaia è la parte diciamo sopra della scarpa, no? Per cui dice che fare qui, me fare, per cui faccio qui, lo faccio io, superficie a perimetro, faccio una cosa superficiale e a perimetro. Abbiamo capito che questa cosa è estremamente curiosa. Ora, prendiamo diciamo questa ragazza che parla in mandarino. La parola Chang ce l'abbiamo in friulano, significa cane, come vedete ce l'ha anche qua, che la pronuncia quasi uguale. Dice cosa qui, fare vuoto, è una cosa che fa vuoto, che diciamo manda via tutto, svuota praticamente il perimetro, perché un cane da guardia manda via tutti alla fin fine. Però cerchiamo di ascoltare la ragazza cosa dice. Qian, Qian,
In tutti quanti i termini, adesso è andato via il video, l'ultimo non me lo sono ricordato, se dice cerchio, il cerchio che cos'è? Non è nient'altro che cosa qui fare vuoto, una cosa che ha vuoto all'interno. La parola cane è una cosa qui che fa vuoto. Poi che cosa diceva? Tutti? No? Questa è una cosa curiosa che è estremamente interessante, perché se noi siamo una piazza, diciamo siamo tutti quanti in una piazza, a un certo punto si svuota tutto quanto quello che c'è sotto, cioè non vediamo più il pavimento. La parola gente, la parola int hanno questo tipo di concetto, per cui qui vuoto superficie. La superficie si è, diciamo, non c'è più, è vuota, manca, perché si è riempito praticamente di gente, e la gente fa questo tipo di concetto. Qua è uguale, quando dico tutti, cosa qui vuoto, per cui non c'è più spazio, è tutto pieno, per cui è una cosa qui che manca, no? È assente in un certo senso. È un ragionamento che sembra al contrario, però dovrebbe essere cosa qui pieno, perché uno guarda la gente, ma uno invece quando guarda l'ambiente è questo che praticamente viene a riempirsi, per cui si svuota dell'ambiente, tra virgolette, no? Questo concetto. Questo è il concetto. Se andiamo al giapponese troviamo lo stesso tipo di discorso. Questi sono video da TikTok, per cui vengono estrapolati, presi così come stanno, ma ne ho fatti tanti, ne ho visti tanti, di conseguenza sono tutti quanti che con lo stesso tipo di coerenza, e guardate cosa succede. Alcuni elementi tipici che si trovano in una casa giapponese. Genkan è un'anticamera dove si tolgono le scarpe. Come sapete, noi giapponesi entriamo in casa senza scarpe. Allora, vediamo. Fare vuoto assieme, per cui devi togliere tutte e due. Vuoto, essere, avere. Non ne devi avere. Togli le scarpe. È preciso. È molto preciso. Tatami è un pavimento tipico giapponese fatto con soglie di paglie di riso. Ma qui fare superficie, faccio una superficie su una superficie. È preciso. E vedete che alla fine Shoji, le porte scorrevoli giapponesi. shoji l'ho già girata qui, cosa qui, non, perimetro, andare qui, Kotatsu ed è quello è che un succede. tavolino sul quale stende la coperta e Aspettate un momento che torno indietro, lo ripeto, non cosa qui, per cui non cosa qui perimetro, c'è una cosa che manca nel perimetro andare qui, va qui nel perimetro, cioè sta spiegando che questa cosa si muove e va a chiudere un perimetro e va a, diciamo, a riempire un perimetro, per cui diventa estremamente puntuale. Kotatsu è un tavolino sul quale stende la coperta e sotto il tavolino è attaccato la stufetta. È un elemento invernale tipico per noi giapponesi. Caldo, superficie molto, fare superficie, per cui sta dicendo che fa una superficie, fa molta superficie su una superficie assieme al perimetro. Per cui ci sta dicendo che sta creando una superficie assieme al perimetro che ha molta superficie, che fa caldo. Questo ci sta mostrando che le parole che vengono utilizzate sono diciamo tutte quante scomponibili e coerenti con quello che loro dicono. Vediamo la prossima. Futon. E ci sono ancora alcuni giapponesi che dormono sul pavimento e utilizzano questo futon. Futon è composto da materasso e la coperta in bottino.
Allora, questa è una cosa curiosa perché vedete che c'è ancora questo on che dovrebbe essere inglese, dovrebbe essere loro, e compare perimetro vuoto, per cui sopra, superficie, caldo, aria. Sopra, superficie, caldo, aria. Ed è quello che loro fanno, creano praticamente questo piumino che permette di scaldarsi poi alla fin fine. E questo è un video di TikTok che lui ha detto le parole così, ma se vado a prendere altri video di TikTok che parlano delle orecchie, della bocca, degli occhi, del naso e via dicendo, troviamo sempre lo stesso tipo di meccanismi, e questa cosa è strabiliante perché vediamo che sembra tutto nato da una unica lingua per la fin fine. Ed è un po' la realtà di quello che possiamo vedere in questa diciamo, mappa che riguarda proprio le migrazioni dei sapiens, che fanno vedere che nel 2017 abbiamo avuto questa new entry nel 300.000 anni fa di una popolazione sapiens che a un certo punto compare in questa zona che non c'era perché ci eravamo attestati a 200.000 anni fa circa, e abbiamo tutta una serie di migrazioni e tutte quante queste lingue sono state testate. Ce n'è una che mi crea dei grossi dubbi, che ha 3 vocali e 5 consonanti, se non mi sbaglio, che sta nelle zone dell'America del Sud. Probabilmente non abbiamo ancora ben chiaro quali siano stati i flussi delle popolazioni antiche e di conseguenza non sappiamo il grado di maturazione delle parole diciamo in queste popolazioni, ed è probabile che siano tra le prime partite. Questi dati che noi riscontriamo qua siano ancora da verificare, perché ci sono molti dati che devono essere ancora verificati. Ogni volta che abbiamo a che fare con la storia ci troviamo un sacco di lacune, e di conseguenza queste lacune aprono delle porte che rimangono senza soluzioni. Andiamo un po' avanti. Questo invece è quello che è successo dalle nostre parti. Di solito fanno vedere che in questa zona qui partono le lingue indoeuropee, però in realtà diciamo sono distribuite in tutta quanta questa zona intorno al Mar Nero, perché era un lago d'acqua dolce, che permetteva un sacco di risorse dal punto di vista della vita. Quella dove vedete qui probabilmente è la posizione dove stava Babele, che era diciamo quella che nel mito era quel posto dove ancora queste lingue potevano essere unite, e seguendo questa logica che vi ho diciamo fatto vedere, aspettate un momento che sposto qui la mia faccia, questa qui praticamente è la zona dove stava Babele. Questo lago d'acqua dolce a un certo punto spacca le dighe per lo scioglimento dei ghiacci che arrivavano dal Danubio. A un certo punto diventa un lago anossico, e nel momento che diventa un lago anossico tutte le popolazioni sfollano da questa zona e iniziano a creare nuove varianti linguistiche, chi a sud, chi a nord, mantenendo poi alla fin fine le stesse matrici, le stesse origini poi di base. Vediamo un po' a che punto siamo. Io avrei finito qui. Le lingue mutano quando un nuovo termine viene usato con costanza. Una lingua segue il vaglio molto severo dei suoi locutori, e per questo nelle sue evoluzioni deve essere ed è stata sempre coerente. Cosa significa questo? Che quando io sento questo diciamo esagerare sulla lingua latina che ha avuto a che fare con le lingue romanze, posso dire semplicemente una cosa: la lingua latina ha creato sicuramente diciamo quelle condizioni
quelle condizioni per insegnare come si scrive una lingua, e di conseguenza per scrivere una lingua bisogna creare nuove convenzioni. Queste nuove convenzioni hanno scimmiottato dei termini latini però con le proprie parole, e quello che è accaduto è che abbiamo diciamo una risposta estremamente coerente di quello che è diciamo una trasformazione della lingua celtica e nelle lingue romanze, e con l'acquisizione di una serie di termini di carattere latino. È chiaro che quando io ho una lingua come quella italiana, dove ho 250.000 parole, però il locutore più bravo ne conosce 45.000 e il locutore normale ne conosce 6.000, una domanda su quello che è la lingua vera, diciamo originale di una persona, uno se la deve fare. Come si deve fare anche attenzione al fatto che quando ci sono ad esempio persone che sono bilingui, l'uso delle matrici di una o dell'altra lingua, l'importazione di una o dell'altra lingua è semplicemente fatto quando c'è la mancanza di un'informazione, o quando il numero dei locutori che ci sta intorno è, diciamo, abbastanza alto da far sì che iniziamo noi a creare un ibrido. Questo lo abbiamo visto accadere negli Stati Uniti, l'abbiamo visto accadere in Sud America, l'abbiamo visto accadere in Africa, quando ci sono state, diciamo, dei grossi cambiamenti linguistici con la popolazione, con la migrazione di manodopera che a un certo punto doveva imparare una nuova lingua per insediarsi. Ma non abbiamo visto sicuramente dove ci sono state delle stanzialità linguistiche in tutto quanto i paesi dove sono rimasti abbastanza isolati, anche se influenzati da popolazioni entranti. Nel momento che arriva un invasore non riesce a fare sufficienti danni se non crea un'imposizione dall'alto linguistica estremamente seria, come è successo con l'italiano nella nostra nazione, o deve avere un numero di locutori estremamente alto, facendo sì che i locutori locali a un certo punto perdano la loro lingua e vengano assorbiti dalla lingua dominante. Io spero di avervi diciamo, dato delle info interessanti. Vi ringrazio, chi vede YouTube metta un like, se vi è piaciuto il video, o anche se non vi è piaciuto mettetelo lo stesso. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se volete avere nuove news sulla linguistica. Un saluto, ciao da Fausto.